Anche nella giornata di oggi il fenomeno dell'acqua alta ha bagnato Piazza San Marco a Venezia. Per quote di marea così basse, è bene ricordarlo, il sistema Mose non viene attivato e quindi la piazza più bella del mondo, che è anche il punto più basso della città, è la prima a risentirne. Dopo i 3 giorni di acqua alta, nelle 3 giornate di concerto di Laura Pausini, ancora immagini che in pieno agosto faranno il giro del mondo. Disagi comunque contenuti e nulla di grave, come spiega il vice sindaco Andrea Tomaello, che mantiene la delega anche alla protezione civile. Ancora qualche giorno di acqua alta, almeno fino a lunedì in piazza San Marco, nelle aree vicine alla piazza, nelle zone più basse della nostra città interessate all'acqua alta. Fenomeno eccezionale ma che si è già verificato negli anni scorsi, dovuto principalmente alle perturbazioni che stanno interessando il nord-est dell'Italia, ma anche alla luna piena che vediamo in queste serate. Previsti circa 95 centimetri a metà della giornata. Insomma, anche in agosto l'alta marea e i cambiamenti atmosferici possono farsi sentire. Nel periodo estivo e fino al 15 settembre, inoltre, non è operativo il servizio di posa delle passerelle pedonali. Si raccomanda ai cittadini e ai turisti di seguire comunque le indicazioni e le previsioni sui social o sui siti del comune, di prestare la massima attenzione, e ricordiamo anche che il servizio passerelle fino al 15 settembre è sospeso, quindi magari cercare di prestare attenzione ai percorsi che si fanno.